Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Buongiorno Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo dell'Associazione di Volontariato, così chiamato Ufficio Rapporti Sociali. Chi volesse venire a trovare noi come ufficio abbiamo il locale a None in via Volvera 3 e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Poi logicamente l'orario può essere ancora più vasto perché quando si arriva bisogna trattare e diventa un po' prolungato il discorso. Quindi chi deve venire o vuole mettersi in contatto con noi deve chiamare il 328 0715 232 e abbiamo anche una mail cosiddetto uffrapportisociali@libero.it e poi siamo al servizio dei cittadini con professionisti volontari. Quindi ringraziamo Radio Libertà che ce lo consente. Se volete fare qualcosa, chiedere se avete la possibilità di potervi collegare con la radio, chiamatelo 02 92 94 7222 oppure inviate dei messaggi al 340 6709 659. Quindi per spiegare chi siamo noi nell'Associazione di Volontariato Ufficio Rapporti Sociali, vi dico che nei nostri uffici si fanno problemi riguardanti i patronati, quindi pensioni, reversibilità, riconteggi, domande, servizi sociali con emergenze abitative, bonus vari, eccetera, servizi legali, civili, penali, amministrativi, convertenze, come dico sempre, civili, penali e sociali. Poi abbiamo anche risoluzioni per problemi condominiali riguardanti le vertenze, le visure, le registrazioni, i passaggi di proprietà e i conteggi. In più abbiamo dei CAF e dei patronati che collaborano con noi e nella nostra collaborazione ci sono anche altri club, come per esempio per quanto riguarda l'automobile abbiamo l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, i Moturrei, i Delta One, l'Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici e in più altre associazioni di personale non tanto diciamo a posto perché ha dei problemi e quindi abbiamo delle associazioni diversamente abili chiamate Senza Limiti, che poi se riusciamo a collegarci vi spiegherà di cosa si tratta, altrimenti venite e ve li mostro. Poi abbiamo i disabili autistici, cioè ANGSA, che sarebbe Associazione Nazionale Genitori Soggetti Acustici Autistici e quindi venite tranquilli, se avete dei problemi, se avete qualcosa da fare, noi siamo a completa disposizione. Trovate il personale che a voi interessa per risolvere i vostri problemi e ringraziate questa radio che ci consente di potervi parlare il sabato, in questo caso alle ore 11, e noi siamo a disposizione anche luglio, agosto, eccetera, a secondo delle possibilità che ci dà Radio Libertà. Quindi adesso iniziamo il programma. Io non posso dirvi chi ci sia, chi non ci sia, perché sono parecchi gli collaboratori e la nostra Natalia, che è lei che gestisce praticamente nel modo migliore il programma, ma adesso abbiamo in collegamento, io chiedo proprio di rompere le scatole, per esempio l'architetto Arturo Calligaro, che oltre a essere un professionista è anche un politico. Poi in collegamento sempre insieme ad Arturo Calligaro c'è già, da quello che ho capito, Claudio Lipodio, che è il segretario dell'Associazione dell'Automobile Club Padania. Quindi adesso chiedo ad Arturo perché voglio spiegare più o meno come la penso e cosa desidero di parlare. Intanto Arturo, so che ci sei, ti saluto e ti devo dire due cose. Grazie. Come va Arturo? Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e buona giornata a tutti quanti. Sì, va bene, a parte il caldo soffocante, ma tutto sommato le cose procedono bene. Per noi automobilisti, adesso magari gli ultimi aggiornamenti li darai tu, questa settimana non ci sono novità.
nel campo degli aumenti dei carburanti, né altre novità, a parte la novità eclatante dell'assicurazione dei monopattini, ma di questo ne parlerai più dettagliatamente tu, che hai le norme precise e sai come vengono applicate con le relative sanzioni. Quindi ti ripasso la linea magari e saluto Claudio, saluto Diego se sono già in linea e aspetto il loro collegamento. A te Luigi. Certo, grazie Arturo, architetto. No, ma il problema, visto che ascoltate, è un altro, perché tu hai detto non ci sono problemi. Guarda che ieri sera i gestori dei monopattini se ne sono andati, però il comune insiste per crearne altri 1500, quindi dall'altro giorno, da giovedì, quindi 16 luglio, è in vigore la RC obbligatoria per tutti i monopattini privati con sanzioni fino a 400 euro. Quindi voi, io vi do i punti, ma discutete su questo, spiegate anche tutto l'orario se è il caso, perché la gente viene da me, e ve l'ho già detto, a chiedere. Allora, avete ricordato che dal 16 luglio è arrivata l'assicurazione obbligatoria e quindi c'è la cifra. Poi c'è anche, per esempio, come richiedere la targa per il monopattino e voi dovete spiegargliela, ma non gliela spiegate. Oppure quanto costa ottenere la targa? Cosa succede dopo l'appuntamento del 16 luglio? Cioè, queste notizie, questa qui che vi ho letto, è di ieri, è altri 1500 mezzi, cioè il comune li vuole, però i gestori se ne vanno. Potete voi, se siete in grado, senz'altro, spiegare cosa sta succedendo con questi monopattini a Torino e in Piemonte? Perché la gente che li vuole sapere come fare, quanto costa l'assicurazione, la mobilità e lo studio. Però l'altro, vedi che i gestori, quelli che dovrebbero guadagnare, se ne vanno. Io politicamente questa informazione non la posso dare. Adesso, nell'attesa che ci sia magari De Maria in collegamento, visto che si parla di macchine, oltretutto noi abbiamo il nuovo codice della strada come base, perciò i nostri collaboratori dell'associazione o di altre cose, se sono disponibili, la nostra Natalia li collegherà e ce lo dirà. Però io adesso, per esempio, rompo le scatole, gli do un bacione a Claudio Lipodio, tu ci sei perché hai la tua attività personale, quindi ci senti. Claudio, Sì, ciao, sì. benvenuto. Ciao, buongiorno, buon sabato a tutti gli ascoltatori. Sì, ci sono, vi sto ascoltando. Sui No, monopattini Claudio, c'ho delle non è belle questione di cose. ascoltare, è che tu, che sei la base, io ti ho detto i punti, penso di hai sentiti, no? Perché qui a Torino sta succedendo quello. Sai che si parla dei monopattini, io parlo per il Piemonte, no? Ma anche in Lombardia. Però, guarda caso, è come dire, si parla dei quotidiani, però a Torino non vanno via i quotidiani. Hai capito cosa voglio dire? Cioè, dobbiamo discutere, spiegare alla gente che viene da noi, a None, di cosa si tratta, spiegarglielo bene, e voi allora spiegatelo secondo il tuo punto di vista con quello dell'ingegnere per quanto riguarda cosa succede in Europa, perché lui, dategli pure spazio, perché in Europa succedono cose ancora più gravi, perché è da lì che qui prendono le strade. Qui in Italia ci si abbasa, si fa su quello che succede all'estero e non va bene, perché in Italia è tutta un'altra roba. Che ne dici, Claudio? Sì, io ho fatto tutta la settimana a prepararmi su questo argomento che settimana scorsa non siamo riusciti a toccare, che era quello dei monopattini. Ho delle cose che sono veramente interessanti e è bello far sapere ai nostri ragazzi, ai nostri ascoltatori, metterli con i piedi per terra, fargli capire cosa sta succedendo e cosa sta cambiando. Sì, però tu adesso puoi parlare anche direttamente sia con Arturo e poi dopo la nostra Natalia metterà in collegamento l'ingegnere Cudia, al quale voi due potete chiedere, al di là di quello che succede in Italia, perché lui, sì, è vero che è in Europa un personaggio importante, conosciuto, ma anche in Italia, perché non è l'ultimo arrivato l'ingegner Cudia. Quindi
ragazzi, io adesso non voglio esagerare, ma vi lascio lo spazio perché tocca a voi, e tu, Claudio, che sei a fondo, parlane direttamente con Arturo, che lui man mano che ascolta capisce e chiama X, Y, Z e date le informazioni. Che ne dite? Grazie, andate pure avanti. Sì, 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 sì. E beh, intanto so che abbiamo già il primo ospite che bussa, mi sembra Gianni Ferigo dovrebbe essere con noi, pronto? Sì, 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 pronto, sto ascoltando Luigi. Sì, E non lo sì, sapevo che tutte, Gianni è venuto. tutte cose che ha Ciao, detto e sono tutte la verità, però non c'è l'informazione, quindi purtroppo la gente, come si dice, gira a vuoto, gira a vuoto. Allora, pronto, allora sono Gianni, responsabile della Senza Limiti, che tutti i sabati ci date questo spazio da poter parlarne per i nostri ragazzi che fanno sport, che in questo momento, ecco, voglio dire, sabato prossimo, sabato 25 di luglio, facciamo i nazionali a Domegna. Organizziamo per la prima volta in Italia, i disabili nuoteranno nel lago in acque libere, e quindi vi aspettiamo tantissima gente che venga anche a vedere, oltretutto. Quindi siamo dal mattino alle 9 fino alle 5 del pomeriggio sabato a fare queste gare. Poi Luigi mi dice sempre che c'è sempre il discorso del 5 per 1000, la nostra associazione è una delle associazioni non profit che quindi va avanti con tutti i volontari. Il 5 per 1000 per noi è una cosa che ci porta avanti con i ragazzi. Io l'ho detto in pratica piano piano, se chi vuole prenderselo, scriverselo, io lo do. Allora, Senza Limiti ASD 9 7 8 4 7 2 5 0 0 1 2. Questo è il nostro 5 per 1000. Poi anche quello è una cosa che ci tengo moltissimo. Io ho scritto un libro da quando è mancato mio figlio e sta andando molto bene, quindi su Amazon si può acquistare. È una cosa che per tutte le famiglie che hanno con dei ragazzi o genitori con dei problemi c'è scritto un po' tutto come si deve comportare. Si trova basta solo andare su Amazon, scrivere Maurizio Ferigo Maurizio e viene già fuori il titolo del libro. È una famiglia che voleva cambiare il mondo. Io devo ringraziare tantissimo questa radio che ogni sabato ci dà l'opportunità di parlare e di dire un po' di cose dell'associazione. Luigi penso che mi sta sentendo. Io intanto lo ringrazio tutti voi e anche lui. Se c'è delle domande che mi dovete fare, fai pure. Sì, ma le domande sono lì al lago che hai detto che fate sabato le gare, prossimo, sabato 25. ma è una parte che bisogna pagare per partecipare? No. Beh, i ragazzi sicuramente adesso tutti quelli che sono stati iscritti, perché è un mese più 2 mesi per l'iscrizione, perché devono essere iscritti. Allora, prima cosa devono aver fatto le gare in Italia a livello delle piscine, nelle cose, quindi non possono essere per la prima volta andare a nuotare in un lago. Quindi bisogna che siano già ragazzi che nuotino anche nelle piscine. Quindi noi, ecco, il minimo che devono fare, per appunto che faranno questi ragazzi che sono stati iscritti, sono 150 metri. Allora, il minimo, partono da 150, arrivare ai 2000 metri, cioè che sono 2 chilometri. Cioè, quindi qui nuoterà di più di tutto, farà 2 chilometri. Quindi ci sono 150, 2,50, 5,50 e andare in avanti così fino ad arrivare ai 2000 metri. Sabato, appunto, come ho detto, ci sarà anche il presidente del CONI di Piemonte e spero che ci sia un po' di gente che venga a vedere. Ma tu poi vieni in ufficio da me in settimana oppure hai Sì. degli impegni?
Sì, in settimana vengo a trovarti, perché sai che No, hai capito perché te lo chiedo, non per farti perdere tempo. No, te lo sai, anche perché questa settimana ho avuto i muratori a casa e non sono stato un po', però adesso sta settimana hanno finito ieri, quindi adesso sono, diciamo, questa settimana un po' più libero, perché poi la prossima settimana ancora, sai che io vado poi una settimana a fare il campo su a Col di Nava. Sì, no, ma va bene. No, ma Gianni, volevo solo dirti da martedì a giovedì ti aspetto tranquillo, vai tranquillo, non c'è problema, Okay. Tu sei a casa tua. Quindi ti ringrazio per aver partecipato e poi ci sentiamo lo sai già. Grazie a noi. voi, a tutti voi, ma tutti, e poi specialmente questa radio che ci dà l'opportunità di parlare tutti i sabati. Quindi questa è una grossa opportunità. Grazie. Luigi, io ti ringrazio e ci sentiamo, dai. Grazie, okay. Ci sentiamo, ciao, grazie. Allora, ciao. Va bene, ciao. Natalia, c'è qualcun altro che è in collegamento oppure facciamo dare direttamente ai nostri esperti automobilisti il discorso di andare avanti nella discussione? C'è per caso De Maria? Sì, dammi 20 secondi e lo collego subito. Ok, allora 10 secondi. Allora Claudio ed Arturo preparatevi perché stavolta non avete solo mezz'ora, ma io sono convinto che vi aspetta molto di più, anche perché Arturo, qui a Torino, in Piemonte, stanno capitando cose veramente strane. Te l'ho detto, quando ti ho detto che il nuovo attivo autovelox in corso unità d'Italia dà delle multe fino a 3.382 euro. Non sono cose semplici, perché poi vengono da me, piangono e sembra che noi siamo in grado di fare... Cioè, spiega bene che noi anche a livello di ufficio, noi spieghiamo cosa succede, ma non abbiamo poteri economici, politici e pratici da risolvere, da dire quali sono i problemi e quali sono eventualmente le soluzioni, perché chi meglio di te politicamente e tecnicamente o dell'ingegnere Diego Cudia o di Claudio Lipodio come automobilista. Quindi abbiamo tre personaggi che io insisto, vi voglio un bene dell'anima, però voi siete la base e quindi la gente ormai vi conosce e verrà a rompervi le palle perché continuano a venire, ragazzi, non è che vi dico storie. C'è per caso allora Ubaldo? Ci sono, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Luigi. Allora, grande De Maria, Ubaldo, goditi almeno 5-6 minuti, ma sfogati, spiegaci bene, così poi la seconda parte la facciamo parlare sempre delle macchine, escluse le tue e le mie che sono le più belle, egoisticamente parlando, e così vai pure avanti, Ubaldo. Grazie. Vabbè, niente, cosa vi devo dire? La Cesana 7, la 44esima edizione della Cesana 7 è stata veramente bella, accompagnata anche dal tempo e il periodo delle gare, cioè nella giornata di gara vera e propria, anche se sabato ha rovinato un po' diciamo così le prove di alcuni equipaggi perché ha piovuto nel pomeriggio, però è stata una bellissima gara, devo dire una bella esperienza anche per noi. Chi ha partecipato come me alla Experience, abbiamo fatto la salita comunque in sicurezza, chiaramente con la strada chiusa è sempre un bel guidare, un bel provare l'esperienza di una gara praticamente, anche senza tempo, però è comunque stato una bella esperienza per i nuovi, un ripetere un'esperienza che tutti gli anni fatta con la mia Delta, devo dire, mi fa sempre enormemente piacere. Posso dire che sono stati fatti i complimenti all'organizzazione e soprattutto al CUG, l'associazione dei commissari di gara del Piemonte, di cui faccio parte anch'io, per l'opera che hanno fatto sia di prevenzione ma soprattutto di sicurezza per tutto lo svolgimento della gara. Novità adesso, vabbè, questo weekend è abbastanza tranquillo, però ci stiamo preparando per il weekend dell'1 e del 2 di agosto,
dove praticamente si svolgerà ad Alba il Rally del Piemonte, gara internazionale con un discreto numero di partecipanti, e soprattutto ci sarà, diciamo così, per il gruppo del Tuan, la partecipazione con l'arrivo di Niki Biasion, che festeggerà i 40 anni dalla prima vittoria con la famosissima Delta S4, e tutto questo avverrà sabato visitando lo stabilimento di Petronas Lubrificanti, e domenica partecipando praticamente all'apertura della gara vera e propria del Rally del Piemonte. Sarà comunque un weekend di festa, un weekend conviviale con un sacco di sportivi, e soprattutto sarà l'ennesima occasione di incontrare un campione del mondo che comunque è stato, diciamo così, ha portato in alto l'onore dell'Italia nei rally di tutto il mondo. Quindi questo è quanto, diciamo così, di preavviso e di notizie che vi posso dare, le cose più importanti. Altre cose al momento non lo so. Ho ascoltato per un attimo il nuovo, quello che stavi dicendo. Purtroppo in Corsa Unità d'Italia è abbastanza facile superare i 70 km all'ora, e devo dire da utilizzatore, da autista, da venditore che sono in giro tutti i giorni, ormai è diventata veramente, non bisogna stare con gli occhi aperti di più, perché sennò lo stipendio va in multe piuttosto eccessivamente salate. Però ormai questo è un sistema, se mi posso permettere, sì, è deterrente, però è anche un modo, secondo me la parte per fare cassa è più importante della deterrenza. Luigi, ci sono? Ubaldo, siamo tranquilli, quello che hai detto, chi meglio di te, se tu le fai, le segui, cioè tu sei la persona giusta al posto giusto. Quello che dici è perfetto, grazie. Poi se vuoi ci sentiamo anche sabato prossimo, perché questa radio è aperta a tutti, mi raccomando. Se riesco, allora poi quando Natalia mi chiamerà, se riuscirò a parlare, perché appunto sarò giù con Niki Biasion in visita, eccetera, vi racconterò qualcosa di questo weekend, ok? Certo, io ti farò soprattutto quello. Sei tranquillamente segnato per me tutti i sabati. Grazie, va bene. Grazie, ci sentiamo. Grazie, buona domenica a tutti, auguri, ciao, buona festa. Grazie anche a te, sì. Allora, sento che voi mi state ascoltando. Volevo dire, ragazzi, che c'è anche il problema che adesso si contestano le multe per gli autovelox non omologati. Cioè, come si fa a sapere se un autovelox non è omologato o è omologato? Allora, siccome, forse io vedo male perché sono già rincoglionito, siamo a metà strada, diamo lo spazio allo studio, e poi nella seconda parte, mi raccomando, Claudio, Arturo e Diego, a voi tutti, a voi studio, grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Va bene, allora andiamo pure avanti. Abbiamo l'ingegner Cudia. Diego, sei in collegamento? Sì, Luigi, buongiorno a te e radioascoltatori, grazie per l'invito, ci sono. Vabbè, allora Diego, sì, Cudia, stai a sentire, Sì. Adesso la mezz'ora è a vostra disposizione, voi siete in 3 in tutto, quindi avete del tempo disponibile, gli argomenti mi sono permesso di insistere ancora, ma chi meglio di voi li può conoscere, quindi mi raccomando, perché chi ci ascolta poi viene da noi la Anone, io mi devo subire magari delle cose che voi spiegate bene, ma loro non riescono a capire perché voi magari alle volte le spiegate anche tecnicamente parlando. Ragazzi, se gli altri sono della mia forza tecnica e chi è volontaria non si capisce molto bene, allora cercate di essere un po' più terra a terra e di dare tutte le risposte, perché adesso, ragazzi, i monopattini ormai devono circolare, ci sono e la legge deve essere attuata, perché qui la gente viene da me e dice: ragazzi, i tuoi collaboratori lo sanno che la legge vale attuata, e chi meglio di Arturo, di te e di Claudio Lipodio la conosce. Quindi adesso, Diego, diamo la parola ad Arturo, che vi dà tutte le opportunità di intervenire, vi spiega come sono con Claudio e te. Allora, Arturo, ci sei, quindi a tutto in mano tua, e vai avanti pure fino a 2 minuti dalla fine, che io poi vi romperò le palle a chiudere. Ci sei, Arturo? Sì, ci sono, Luigi, sì. Gli argomenti, appunto, uno è un argomento locale, quello dell'autovelo nuovo che hanno posizionato a Torino. Una volta c'era già posizionato in quella posizione, in quel posto, un autovelox, poi proprio per problemi di omologazione questo autovelox è stato spento. Adesso è stato riattivato nuovamente proprio perché il Comune di Torino fa quadrare i propri bilanci generalmente proprio con le sanzioni stradali, altrimenti avrebbe un buco di bilancio. C'è da dire che nella posizione che è stato messo su una strada, per chi non è di Torino, è su una strada a 3 corsie per senso di marcia e posta a una velocità di 70 all'ora, è un po' un controsenso. È come sulle strade provinciali, quando un comune decide di fare cassa, su una strada provinciale che per codice della strada dovresti garantire i 90 all'ora, metti 50 all'ora, è ovvio che chi ha già preso una multa saprà che lì c'è un autovelox. Magari molta gente sovrappensiero su un tratto stradale dove è consentita e sei in completa sicurezza per una certa velocità, non vai mai più a pensare che ci sia un velox con un limite improbabile, perché il problema non è quello dei limiti e della sicurezza, il problema è interpretare quando esistono dei fattori di pericolo e soprattutto stabilire la velocità adeguata a quel tratto di strada. E molte volte questo studio non è stato fatto, ma serve solamente per poter procurare attivare un po' di introiti per le casse dello Stato, perché noi siamo abituati, almeno il nostro Stato è abituato
che i cittadini sono sudditi, quindi con i sudditi tu puoi fare quello che vuoi. Non che questi cittadini siano anche portatori di diritti perché contribuiscono al benessere e all'equilibrio economico dello Stato, perché un automobilista, molti si dimenticano, ma paga l'IVA quando compra l'autovettura, paga le imposte sulla benzina, paga il bollo, paga l'IVA sull'assicurazione, paga l'IVA sui pezzi di ricambio, paga l'IVA quando deve far riparare, paga per la revisione ogni 2 anni, e quindi non è un suddito classico pollo da spennare, è anche portatore di diritti, quindi con questo concetto che il cittadino paga ha anche dei diritti di avere delle strade in cui gli si garantisca di procedere velocemente, no? di spostarsi da un punto all'altro in maniera adeguata e con dei tempi sufficientemente supportati. Questo molte volte sia i cittadini, ma soprattutto lo Stato se ne dimentica, che ha a che fare con qualcuno che paga per un servizio. È un po' come i dipendenti pubblici che non si rendono conto che i datori di lavoro sono i cittadini che vanno là a chiedere le istanze, e quindi succedono queste cose come a Torino. Su un tratto stradale dove la sicurezza potrebbe portare a consentire una velocità dei 90 all'ora, non si mettono i 70 perché qualcuno che è sovrampensiero lo becchiamo sempre, e quindi magari nelle pieghe del traffico non riesce a magari intuire che in quel tratto c'è l'autovelox e quindi viene sanzionato. Questo per quanto riguarda l'autovelox di Corso Unità d'Italia che è stato installato recentemente. È una situazione che si può ribaltare in altre parti della città, cioè basta mettere un limite di velocità molto inferiore a quello che la strada consentirebbe e riempi le casse del comune. Per i monopattini invece Luigi giustamente dice entrata in vigore, però è una norma fatta diciamo un po' all'italiana, perché io sono andato in giro, ho visto come sono queste targhe dei monopattini, soprattutto per le società che li noleggiano, no? Sono delle targhe piccolissime che devono stare sul piantone del monopattino e sono difficili da vedere, no? Quindi se tu commetti un'infrazione non ci sarà mai una telecamera che riesce a leggere quei numeri. Poi per il problema dell'assicurazione è un problema che abbiamo rilevato più volte, soprattutto Claudio e anche Diego, di come queste targhe si possono staccare e mettere su un altro monopattino. Non sono collegate come i motocicli o le autovetture a un numero di telaio, quindi non c'è solo il numero della targa che individua il veicolo, ma c'è anche un numero di telaio che è abbinato a quella targa, quindi è impossibile mettere la targa anche su un altro veicolo uguale perché ha un altro numero di telaio. Questo non è stato considerato dal legislatore e questo è principalmente quello che è il vulnus della legge, che l'automezzo può essere, diciamo, messo in diverse targhe, no? Cioè una targa può servire per diversi veicoli. Mettiamo in una famiglia che abbiamo 3 monopattini, se non lo usiamo contemporaneamente possiamo fare un'assicurazione sola e spostarci questa specie di targa. Io la considero ridicola perché è invisibile, è staccabile, quindi io non la chiamerei neanche targa perché una targa deve avere determinati requisiti, per cui anche questo è un problema che andrà esaminato. Per quello che diceva Luigi, che molte di queste società stanno ritirando tutti i monopattini perché con le tariffe che applicano, e le tariffe sono concordate da convenzioni con i comuni, non possono essere modificate se non rifirmando un'altra convenzione o stipulando un'altra convenzione. Quindi l'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria ha reso non più economico il conto che si erano fatte queste società,
per poterci guadagnare sopra i monopattini. Quindi li hanno ritirati e molto probabilmente rimarranno in attesa di nuove convenzioni con i prezzi adeguati al fatto che questi veicoli debbano essere assicurati. Quindi li rivedremo magari rispuntare con tariffe raddoppiate, e io ritengo che oramai questo sarà la morte dei monopattini, perché non sono più un mezzo di locomozione concorrenziale. Il fatto che debbano rispettare delle norme, delle regole, delle leggi, e soprattutto magari eventualmente per le persone oneste essere individuati, perché chi non rispetta le norme, se ne frega delle norme, basta staccare quella targa e voglio vedere come va a finire il monopattino. Questo è per dare un quadro generale. Adesso lascerei a te Claudio, a te Diego, la parola per approfondire questo tema, no? Sui monopattini, Sì, se c'è in guarda, cantiere qualcosa per l'identificazione del telaio. A te la parola. sì, guarda, io in queste settimane, come promesso, avevo fatto un bel monitoraggio, una ricerca, e ho scoperto due cose che sono successe proprio 2 giorni fa. Era stato in teoria organizzato un sistema, e parlo delle assicurazioni obbligatorie, tariffe agevolate da 33 a 50 euro per monopattino, già che non erano poche. Comunque c'erano queste, in teoria, polizze assicurative che si potevano scaricare, fare direttamente su un portale fatto apposta, controllato, monitorato. Stranamente 2 giorni fa quel portale è bloccato. Le polizze sono schizzate da 200 a 400, 500 euro a monopattino, perché dovete andare privatamente all'assicurazione, vi possono fare una polizza temporanea. Quindi anche in questo caso sono successe cose strane. Parlo di chi vuole essere in regola, vuole mettersi in regola, spende di assicurazione più del valore del monopattino stesso. Parlo dei privati. Per quanto riguarda le sanzioni e i controlli, ovviamente tanti comuni, ho cercato di monitorare tutti i comuni italiani, o la maggior parte dei comuni italiani, ne spiccano 2, sono Milano e Roma, stranamente. Firenze, anche perché ha messo un blocco totale ai monopattini, quindi ha tagliato tutti gli sharing che avevano, tutti i noleggi e tutto il resto, e di fatto vietato la circolazione in monopattini. Stiamo monitorando, stiamo cercando di capire anche questa cosa come funziona. Milano ha fatto in questi giorni parlo, quasi 1500 controlli, 951 multe. Praticamente quasi il 70% dei veicoli controllati era sanzionato, è stato sanzionato. A Roma siamo circa al 50%, 45%. Di fatto 1 su 10 è in regola, gli altri 9 no. 1 perché non si vorranno mai mettere in regola, 2 perché non sono riusciti a mettersi in regola, perché tutto è ostacolato, tutto è a servizio della polizia municipale che è in giro a fare le multe. Quando va bene si parla solo di una multa, quindi una sanzione di 40, 50, 100 euro per le diverse infrazioni che la polizia municipale trova. Milano è ovviamente a record, Sala è quello che fa, come tu dici, Torino guadagna soldi e risana i bilanci con le multe o con queste cose, con gli autovelox. Anche lì sarebbe un altro capitolo. Finalmente è cambiata una norma da poco tempo, quindi dall'8 giugno 2026 c'è questo decreto MIT che di fatto obbliga tutti gli autovelox a essere omologati. Non c'è più la differenziazione, non me la sono ancora letta tutta, la differenziazione tra omologazione e approvazione, che era il dubbio che c'era prima. Quindi tenete conto che tutte le multe ricevute o tutti gli strumenti non iscritti e omologati entro l'8 giugno 2026 sono da ricorso, quindi sono annullabili. Ci sono già 4 sentenze di Cassazione pesantissime
che danno ragione ai multati. Perché? Perché i comuni mettevano e mettono ancora oggi strumenti non controllati, non omologati, ma solo approvati, cosa che non è legale. Quindi la politica dovrebbe in questo caso prendere questi signori per un orecchio, tirargli 4 sberle ben date e spiegare a questi signori che le regole valgono per tutti, anche per quel cristiano o altro che sia della religione che vuole, che lavora, vive e paga le tasse, oltre l'IVA su ogni cosa, ma paga le tasse regolarmente e vuole vivere serenamente. La tabella che ho fatto riguardo agli autovelox, scusatemi, ai monopattini è sconvolgente. La si va a leggere, è sconvolgente. È in una direzione unica. Ti metto, cioè ti obbligo a comprarlo perché faccio in modo che tu non puoi più circolare con la tua autovettura nel centro storico. Parlo dei grossi centri, Milano, Roma, Firenze, Torino, grosse città. I piccoli paesi tendono a chiudere un occhio a volte, infatti non ci sono numeri per ora su questi piccoli medi comuni, ma i grossi centri stanno facendo migliaia di euro, dico migliaia, non milioni di euro, perché non ci sono ancora arrivati, poco tempo è passato, ma questo fanno. Ti obbligano ad avere il monopattino perché tu per andare a lavorare sei stufo di avere casini con la macchina, quindi ti compri sto aggeggio e vai in ufficio. Poi adesso ti hanno detto metti il targhino, come dici tu, è vero che l'adesivo una volta che lo stacchi si frantuma, diventa quasi illeggibile perché è fatto in modo da frantumarsi se lo stacchi. Ma uno è messo nella parte frontale del monopattino, quindi quando ti frenano, quando ti fotografano con l'autovelox o con uno sistema elettronico o con una telecamera, ti fotografano sempre il posteriore e il frontale col targhino non si vede. Per alcune leggi che ci sono non si possono fare fotografie frontali, privacy, altre cose, quindi non si possono, non esistono in Italia autovelox, adesso stanno cominciando a fare qualche porcheria in autostrada, ma non esistevano, non erano legali i sistemi che ti sanzionavano fotografandoti di faccia. Quindi di fatto hanno messo un targhino nella parte frontale che non può essere fotografata, non può essere ripresa. È divertente, Arturo, che dici? Arturo? Sì, è divertente la questione, ma tu pensa tutte quelle apparecchiature che servono per rilevare per gli autoveicoli la mancata revisione o la non stipula dell'assicurazione, che un cittadino normale, se si dimentica della revisione perché magari non è ad uso a usare, a utilizzare i metodi informatici tipo io, queste app che ti avvisano della scadenza della revisione, ti beccano e ti sanzionano, no? Oppure perché magari l'assicurazione ti è scaduta da 2 o 3 giorni. Mentre con questi nuovi sistemi tutto questo non esiste, no? Il fatto che questi sistemi che sono stati studiati per le targhe delle autovetture, è ovvio, sono impotenti di fronte alle targhe di questi mezzi, per cui godono ancora di una certa impunità. E noi sappiamo benissimo come la polizia municipale, soprattutto, non so, a Milano o in Piemonte, non presidia le strade se non durante le manifestazioni, quindi è quasi impossibile vedere un vigile, io li chiamo ancora vigile anche se si arrabbiano a essere chiamati vigili, un vigile per le strade, no? Cioè abbiamo solo gli addetti alle multe delle soste, ma un vigile urbano non lo trovi. Io non ho mai visto un vigile e che giro le strade di Torino, non ho mai visto un vigile fermare un monopattino. Quindi abbiamo sempre 2 pesi, 2 misure, anche perché ricordiamocelo, e questo tra le righe l'hai detto anche tu, c'è una chiave di lettura ideologica. Questi mezzi di trasporto sono stati voluti dal Green Deal, da questa nuova religione universale che ti deve obbligare a non usare l'autovettura per non inquinare, salvo poi andare a comprare questi monopattini in Cina con le batterie al litio, e sappiamo come vengono prodotte e come vengono smaltite e come questo aiuti a uccidere la nostra economia, no? E quindi la chiave di lettura è proprio questa, no?
che anche un mezzo di locomozione come può essere un monopattino dietro ha un progetto politico molto, molto approfondito. E non so se questo sistema sia solo in Italia, perché noi siamo abituati a leggere le cose italiane, se in Europa, voi che la girate molto più di me, se questo principio come funziona, se questi veicoli all'estero hanno l'assicurazione, pagano il bollo, che forme di controllo hanno, perché ricordiamoci che tutti questi mezzi, almeno quelli delle flotte delle società, non i privati, hanno un GPS, quindi potrebbero essere controllati e col GPS possono sapere tutti i dati della velocità, dell'assicurazione, di quant'altro di quel mezzo. E quindi Ma guarda, io ti faccio un chiarimento. Diego, cosa ne dici tu? Io ho sentito molto attentamente, mi inserisco e mi allaccio parto dal concetto che ha introdotto Luigi Sinatore all'inizio di questo intervento che avete fatto. Tutto molto giusto, tutto molto condivisibile. Prima di parlare di quello che succede all'estero, io cito. Allora, cominciamo a dire che all'estero si stanno creando due grandi filoni per quanto riguarda l'uso dei monopattini. Quello che succede in Francia e in Spagna, che sembra e Portogallo compreso, e quello che succede in Italia e in Germania. Si stanno creando due fazioni. Ecco. Avete detto delle cose sacrosante, ma io volevo rispondere a quello che Luigi Sinatore ha messo in luce. Le persone che vanno nel suo ufficio rapporti sociali a chiedere come mai, nonostante tutte queste cose che abbiamo sempre elencato, tra l'altro ricordiamo che l'uso dei monopattini veniva già comunque, le assicurazioni, bolli, si sapeva già da almeno 3 mesi a questa parte, e noi l'abbiamo detto anche da questi microfoni, però nonostante tutto ci sono incidenti, c'è gente che sembra che o per partito preso o per una presa di posizione o perché comunque c'è gente in Italia, ecco, io ho sempre detto che nella classifica europea degli automobilisti più indisciplinati parliamo di auto, moto e oggi inseriamo anche il monopattino, perché le biciclette non hanno creato, per le biciclette il discorso è molto diverso, quindi auto, moto, quindi furgoni e anche monopattini. L'Italia purtroppo è quella dove vi sono più incidenti. Guardate benissimo le statistiche. Avete detto tutto delle cose sacrosante, però dalla parte degli enti locali. Per rispondere a quello che diceva Luigi Sinatore e ai suoi gentili associati, quelli che vanno nel suo ufficio rapporti sociali, ricordiamoci di una cosa, che i veicoli le guidano le persone e purtroppo le persone diventano magari inconsapevolmente oppure consapevolmente. La maggior parte degli incidenti, l'abbiamo detto, sono causati da gente che si mette alla guida, monopattini compresi, perché si tratta ormai di mezzi di trasporto, sono stati voluti dagli enti locali, da chi vuole fare business, dal Green Deal, eccetera, eccetera. Ma ricordiamoci anche che alla guida si mettono ragazzi che bevono, gente che fa uso di stupefacenti, come succede con le automobili. Quindi io non voglio contraddire quello che avete detto perché è sacrosanto, io invece puntualizzo il fatto che purtroppo in strada succede di tutti, come abbiamo visto gente che non attraversa le strade sopra le strisce pedonali e autorizza qualcuno a scendere dalla macchina e a coltellarlo. Questo sono quello che è successo poc'anzi, cioè 2 giorni, un giorno fa, ecco. Quindi voglio dire, va tutto bene. In Spagna si sta pensando, non dico stiamo, ma si sta pensando, lavorando con chi produce, così di fare degli albi dove vengono iscritti chi è possessore di un monopattino. Questo va bene per i privati. Per le società di noleggio ci sono delle norme più restrittive,
per cui se devono lavorare in una città, vedi Madrid, vedi Valencia, vedi Marsiglia anche in Francia, così, devono per forza. Dall'altra parte trovano anche degli operatori che sono un pochino più attenti, non dico che sono in qualche modo, come dire, si sottomettono, ma sono più attenti. Non fosse altro per il fatto che poi le norme per risarcire i danni sono salatissime, e questo in qualche modo crea una sorta di effetto proprio di calmierare un po' l'uso di questi mezzi qua. Purtroppo in Italia non ci sono ancora queste norme, qui ci sono, ma come sappiamo non vengono attese. Le assicurazioni, ha detto bene il signor Lipodio prima, sono passate dal giorno alla notte, da 50 euro all'anno a 500 euro all'anno. Lo so bene, perché comunque poi anche a me arrivano email di come è possibile questo. Piccola parentesi, per chi ci ascolta, fate attenzione a queste pseudo compagnie di assicurazioni, ne abbiamo detto anche tante volte, perché non è serio. Ecco, andate da chi comunque vi assicura la macchina, se proprio dovete fare un'assicurazione al monopattino, ecco. E come sappiamo l'assicurazione è nominativa, per cui non dovrebbe essere più possibile che io stacco il targhino da un monopattino e lo metto negli altri 2, 3, 4 che ho in famiglia, ecco. Per cui insomma io spero in qualche modo, ecco, quindi giustamente come diceva Luigi Sinatora, essere chiarissimi, per cui ricordiamoci che c'è anche tanta gente indisciplinata. Apriremo magari un argomento su questo, vi lascio la parola perché avete detto delle cose sacrosante, ma comunque i mezzi sono sempre guidati dalle persone e purtroppo succedono sempre cose sulla strada che non sono molto piacevoli. Prego, chiudo questa parentesi, prego. Tutto verissimo, tutto verissimo. Anche lei come me, io sono in Bulgaria in questo momento, quindi vedo un posto che è partito da essere visto come l'ultima ruota del carro, tutto è super elettronico adesso come controlli. Se esci da casa con la macchina e non hai fatto la revisione, non hai pagato il bollo, non hai fatto l'assicurazione, tempo qualche chilometro o il giorno successivo tu hai il tuo controllo e ti vengono a prendere. Funziona tutto benissimo se usato in modo intelligente. Come quando ti fermano, molte volte ti dicono stavi andando un po' strano, mi raccomando, stai più tranquillo, e non ti fanno la multa perché ti hanno fermato. Non devono portare a casa il cassettino per il sindaco. Ci sono dei controlli fatti un po' alla vecchia maniera e sono belle queste cose, ma avremo tempo per riparlarne magari in altre trasmissioni. Siamo verso il termine. Arturo, a te. Sì, ci diamo appuntamento su questo tema perché io penso sia molto interessante ed è quello poi che chiede la gente a Luigi, magari riparlarne sabato prossimo, e partiamo subito su questo tema e approfondiamo proprio le varie fattispecie, soprattutto perché in Italia, per quello che diceva Diego, c'è diciamo più un alto tasso di disciplina. Come dice Diego, è colpa solo di chi guida o anche delle norme farraginose e del numero enorme di norme che, scusate il bisticcio di parole, che il cittadino deve osservare, che magari non sono conosciute tutte quante, perché viviamo in un paese dove una norma smentisce quella precedente, quindi sì, gli italiani sono molto indisciplinati, però per me non è tutta colpa loro, quindi approfondiamo la settimana prossima questo argomento, perché poi questa indisciplina è quella che arriva negli uffici di Luigi a None, e quindi sabato prossimo io direi approfondiamo questo argomento. Con questo io saluto gli ascoltatori, auguro una buona giornata a tutti, un abbraccio a te Diego, un abbraccio a te Claudio e soprattutto un grande abbraccione a Luigi. Buona giornata a tutti. Grazie ragazzi, siete stati ottimi, quindi avete capito cosa ne pensa il pubblico, i signori quando vengono da noi. Io ringrazio ancora, sempre sottolineo, Natalia
e la Radio Libertà, proprio perché permette a gente così di potersi esprimere liberamente fino a che ci danno tempo, spazio. Quindi chi vuole mettersi in contatto con noi dopo quello che avete sentito deve chiamare il 328 0715 232 e io che risponderò, i miei colleghi che vi risponderanno vi diranno come, dove, quando e come mettervi in contatto per venire lì a None in via Volvera 3 dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Quindi io ringrazio ancora questa Radio Libertà, ringrazio la nostra Natalia e un bacione a tutti, ricordandovi il nostro motto, che è quello che dice: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un bacione a tutti e un forte abbraccio a voi studio, grazie.